Tegola sul Mose dopo Fincosit e Condotte. Anche la terza grande azienda del consorzio Venezia Nuova Mantovani ha presentato richiesta di concordato. Sono oltre 3.000 cittadini aderenti al progetto di controllo del vicinato nel veneziano, è emerso durante un convegno svoltosi questa mattina a Mestre. Più controlli e sicurezza sui treni regionali è il progetto messo in campo da Trenitalia e Regione Veneto per dare un'ulteriore risposta alle richieste dei pendolari. Terribile schianto all'Alba nel Rodigino, una giovane di Cavarzera ha perso la vita in un incidente stradale le prime luci del giorno mentre rientrava dal lavoro. L'omicidio in novembre 2014 davanti alla stazione di Venezia, oggi la Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato, un porter bengalese. I 5 Stelle veneziani si rivolgono al ministro Danilo Toninelli invitandolo a mantenere gli impegni presi dal movimento sulle grandi navi da crociera. Il caso dello sfrattato 57enne di Marghera, il caso potrebbe aprire una crisi di maggioranza in seno al Consiglio Comunale. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito ora dai titoli: nuova tegola sul Mose dopo Fincosit e Condotte. Anche la terza grande azienda del consorzio Venezia Nuova Mantovani ha presentato richiesta di concordato. Sentiamo. L'impresa di costruzioni Mantovani, tra le principali aziende impegnate nella realizzazione del Mose, ha presentato al Tribunale di Padova domanda di concordato in continuità aziendale. Cause della decisione, scrive la società in una nota, sono l'acuirsi della situazione di tensione finanziaria per i mancati incassi degli ingenti crediti che la società vanta nei confronti dei committenti Consorzio Venezia Nuova e Expo 2015, unito a comportamenti da parte degli amministratori straordinari del consorzio divenuti sempre più ostili e conflittuali. Tali circostanze, che perdurano ormai da alcuni anni, proseguono dalla compagnia, hanno finito per pregiudicare la continuità societaria delle imprese socie del consorzio e, fatto ancor più grave, hanno determinato la sostanziale interruzione dei lavori e messo a rischio il regolare completamento dell'opera. La procedura richiesta da Mantovani prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte dell'attuale proprietà, che si impegna a cedere l'azienda a una nuova società. Nessun automatismo dunque sull'interruzione dei cantieri per il Mose, comunque fermi da mesi. Ma di sicuro si tratta di un'altra incognita sulla situazione già pesante di questa tormentata opera pubblica. Dopo Fincosit e Condotte, il colosso padovano è la terza grande azienda del consorzio ad alzare bandiera bianca. Su questa vicenda, invoca il deputato PD Nicola Pellicani, è necessario un intervento forte del governo che finora ha mostrato solo disinteresse per le sorti di un'opera completata al 94%. Non è possibile continuare in questa fase di incertezza e di latitanza da parte del governo, in particolare del Ministro delle Infrastrutture, che per quanto abbia fatto una rapida tappa a Venezia di ritorno da Belluno, non si è comunque capito qual è la volontà del governo su questa vicenda. C'è la preoccupazione non solo mia, del PD, del centro-sinistra, ma di tante amministrazioni dello Stato che stanno seguendo con apprensione i fatti di Venezia. Sono oltre 3.000 cittadini aderenti al progetto di controllo del vicinato nel veneziano, è emerso durante un convegno svoltosi questa mattina a Mestre. Il controllo di vicinato si sta rivelando sempre più utile nel coadiuvare le forze dell'ordine segnalando episodi di criminalità nel territorio. Se ne è parlato durante il convegno Sicurezza Urbana Consapevole e Partecipata, le reti internazionali e nazionali di sicurezza civica e le associazioni di controllo di vicinato, svoltosi a Mestre, a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio regionale Ciambetti, che ha riferito tra l'altro di aver presentato a Marsiglia la scorsa settimana il tema del controllo di vicinato. Che abbiamo da amministrazioni comunali, da polizia locale, da tanti cittadini che vogliono rendersi utile questa necessità di dare delle linee guida, di creare dei binari per cui uno che vuole appunto mettersi in moto, che vuole far sì che ci sia una rete di controllo nel proprio territorio, possa sapere come fare e soprattutto anche da parte nostra formare i coordinatori per avere persone che siano competenti, che siano in grado anche di indirizzare le anomalie che emergono, le richieste di aiuto che ci sono all'ufficio giusto. Noi non chiediamo assolutamente a nessun cittadino
cittadino di fare l'eroe, di fare atti diciamo così oltre le proprie capacità, necessità. Chiediamo solo di essere attenti, di verificare se ci sono appunto situazioni strane, persone particolari mai viste che girano nella propria città, magari anche di vedere se la buca delle lettere della vicina anziana si riempie in un momento particolare di posta non ritirata o qualcuno che va a fare la spesa sempre lo stesso giorno nel stesso negozio che non c'è più. Quindi mettere in moto anche un valore sociale di questa rete per far sì che appunto sia utile a 360 gradi per la qualità della vita dei nostri cittadini. Compresi quelli del Veneziano, che da quando è stato istituito il progetto voluto dal sindaco nel 2016 sono aumentati considerevolmente. Se all'inizio nel 2016 ho trovato tra 600 e 800 aderenti in qualche modo a questa funzione del controllo del vicinato, con una decina sostanzialmente di gruppi del controllo del vicinato, a tutt'oggi siamo a 3.300-3.400 aderenti e più di 150 gruppi del controllo del vicinato. Questo ha inciso fortemente sulla percezione della sicurezza del proprio territorio da parte dei cittadini, e ci sono stati anche sviluppi positivi per quello che riguarda poi la repressione vera e propria da parte delle istituzioni e delle agenzie di sicurezza, cioè le forze dell'ordine, proprio sulla microcriminalità. Più sicurezza sui treni veneti, al via un progetto voluto da Trenitalia e Regione Veneto per dare protezione ai pendolari ed è già attivo. Più controlli e sicurezza sui treni regionali. È il progetto messo in campo da Trenitalia e Regione Veneto per dare un'ulteriore risposta alle richieste dei pendolari. Maggiore attenzione ai pendolari, maggiori informazioni ai pendolari, diciamo maggiori coccole, anche se vogliamo dirlo con un termine affettuoso, ma anche maggiore sicurezza. Questo investimento che il gruppo FS con Trenitalia va a fare, va ad integrare quello che è l'operato, il lavoro che tutti i giorni le forze dell'ordine, che prendiamo l'occasione di ringraziare, fanno per la sicurezza dei cittadini e sui treni, quindi agli interventi che già il Ministro dell'Interno sta mettendo in campo sulla sicurezza si aggiunge questo aiuto. Trenitalia con questa iniziativa andrà in supporto delle forze dell'ordine. Per la prima volta in Europa, dunque, sarà data assistenza sul campo ai pendolari. 52 giovani in casacca rossa saranno a completa disposizione. I treni maggiormente frequentati e nelle fasce orarie sostanzialmente di utilizzo dei pendolari. Inizierà con questi treni, poi sostanzialmente si espanderà. Ci saranno 52 persone che cominceranno nei prossimi giorni, addirittura hanno iniziato oggi, perché oggi c'è stato un treno diretto a Verona e un treno diretto a Bologna, che avevano all'interno del treno sia i ragazzi, che sono tutti giovani, che si dedicheranno all'assistenza, ma anche quelli di protezione aziendale, che verificheranno e andranno in supporto delle forze dell'ordine, ma anche cercheranno di contenere quella che è l'evasione, quindi di scoprire chi utilizza il treno senza pagare. Continuiamo ora con la cronaca. Tragedia all'alba nel Rodigino, una giovane di Cavarzere ha perso la vita in un incidente stradale alle prime luci del giorno. Una 37enne di Cavarzere, Cinzia Baccaglini, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto all'alba a Loreo nel Rodigino. La donna era alla guida di una Toyota Argo che si è scontrata frontalmente per cause ancora da accertare contro la BMW Serie 3 condotta da un 32enne di Portoviro. Nell'impatto la giovane è morta all'istante, mentre il conducente della BMW è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Rovigo. Le sue condizioni sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Adria. Secondo i primi rilievi la BMW avrebbe invaso la corsia sulla quale viaggiava la Toyota. Cinzia Baccaglini stava tornando a casa dopo aver lavorato al ristorante La Bugia di Portoviro, di proprietà del fidanzato. Lascia 2 fratelli, la mamma e il padre Sergio, in bianchino in pensione, conosciuto e ben voluto da tutti a Cavarzere. Paura questa mattina annuale per un incendio scoppiato in un'abitazione. La coppia che si trovava all'interno è riuscita a mettersi in salvo senza riportare ferite. Il rogo sarebbe scaturito a partire da un freezer presente nel garage che si è surriscaldato a causa di un malfunzionamento, coinvolta anche un'automobile parcheggiata all'esterno. I pompieri sono accorsi da Mirano con i volontari e da Mestre con 4 automezzi e 14 operatori, mettendosi al lavoro per spegnere le fiamme che si sono estese
chiuse serramenti ed esternamente al porticato, danni da fumo anche al piano superiore, salva un'altra porzione di bifamiliare. L'omicidio una sera di novembre davanti alla stazione di Venezia. La Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato, un porter bengalese. A 4 anni dall'omicidio commesso nella stazione di Venezia Santa Lucia, gli uomini del commissariato di Mestre hanno dato esecuzione all'ordine di carcerazione nei confronti dell'assassino emesso dalla Corte di Appello il 7 novembre, dopo la sentenza in terzo grado, che ha definitivamente riconosciuto il 40enne Hussein Musharraf colpevole del delitto. Era il 20 novembre 2014 quando Semir fu ucciso al termine di una lite. Il responsabile fu individuato in pochi minuti e riconosciuto. Era uno dei portabagagli che lavoravano in zona. Secondo quanto riconosciuto dagli investigatori, l'uomo era stato aggredito dalla vittima e aveva reagito sferrandogli una coltellata. Il ferito si era trascinato per alcuni metri prima di cadere al suolo senza vita. I reati contestati sono omicidio preterintenzionale e porto di oggetti atti ad offendere. Per i fatti in questione era stato condannato il 16 dicembre 2016 dalla Corte di Assise di Appello di Venezia alla pena di 5 anni di reclusione. La sentenza è divenuta definitiva il 5 novembre 2018, quando la Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato. 2 giorni più tardi è stato emanato l'ordine di esecuzione della carcerazione per la parte residua di condanna, ovvero 2 anni, 4 mesi e 24 giorni. L'omicida non si trovava in casa, i poliziotti l'hanno rintracciato in un supermercato di Viale San Marco a Mestre. L'hanno aspettato all'esterno e infine arrestato per portarlo in carcere. E sono concluse le indagini per 5 persone accusate di un assalto al campo nomadi di Vigonza con pistole e fucili. Si va ora verso il processo. Sono state rinviate a giudizio 5 persone ritenute responsabili di un assalto armato al campo nomadi di Pionca di Vigonza avvenuto il 17 ottobre del 2016. Nel maggio del 2017 la squadra mobile di Padova li aveva arrestati ritenendoli responsabili di quel blitz quando il comando entrò nel campo con pistole e un Kalashnikov sparando ad altezza d'uomo su roulotte e autovetture. I 5 residenti tra Padova, Treviso e Venezia sono accusati di tentato omicidio, detenzione e porto di armi da guerra. Il movente era stato individuato dagli investigatori in un regolamento di conti dopo una violenta lite familiare tra un residente del campo nomadi preso d'assalto e la compagna che assieme al padre, intervenuto per difenderla, sarebbe stata ferita scatenando l'azione punitiva. Poco fa abbiamo parlato di controllo di vicinato e voglia di sicurezza a Caltana di Santa Maria di Sala. C'è chi ha pensato ora di scrivere e rendere nota l'insofferenza per razzie e furti e la voglia di non abbassare la guardia, come questi residenti che hanno tappezzato le abitazioni, lo vedete ora dalle immagini, di striscioni con SOS Ladri e Caltana Sicura. I 5 Stelle veneziani si rivolgono al ministro Danilo Toninelli invitandolo a mantenere gli impegni presi dal movimento sulle grandi navi da crociera. Sentiamo. Monito al ministro 5 Stelle Danilo Toninelli dal sindaco 5 Stelle Alessandro Ferro. Il primo cittadino di Chioggia si rivolge al titolare del Dicastero delle Infrastrutture ricordandogli che i piani dell'autorità portuale sulle grandi navi sono incompatibili con la posizione sempre espressa dal movimento. Sono stato l'unico al comitatone dello scorso anno a votare contro la delibera che non poneva limiti massimi di tonnellaggio per le navi in laguna, ribadisce Ferro, e oggi torno a dire il mio no e la contrarietà della nostra amministrazione a sostenere una visione della crocieristica di fatto insostenibile per l'ambiente con navi giganti da 200.000 tonnellate. L'intervento arriva a pochi giorni di distanza dalla visita veneziana del vice ministro leghista alle infrastrutture Edoardo Rixi, che aveva espresso vicinanza alle posizioni del porto condivise anche da Regione e Comune di Venezia. Sulla questione sarebbe imminente la decisione definitiva di Toninelli, stretto tra le rassicurazioni della Lega e gli impegni in direzione opposta presi dai 5 Stelle in campagna elettorale. Contro la soluzione del porto, che prevede nuove banchine d'attracco a Marghera per le navi di maggiori dimensioni, si registra anche la presa di posizione dei chimici della CGIL, timorosi che la decisione nasconda la volontà di ridurre la presenza industriale nell'area. Mettere le navi lì significa ovviamente rifare i moli, fare i marginamenti che sono legati alle questioni delle bonifiche,
tra queste cose significa che in qualche maniera, se le applicano così come devono essere applicate, toglieranno 50-60 metri alle fabbriche esistenti. Ovviamente andranno a intaccare strutture che ora operano per l'attività industriale, quindi è una cosa che non può assolutamente coesistere. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Rieccoci nuovamente in studio, riunite a uno stesso tavolo 12 associazioni dei risparmiatori delle banche in crisi dopo il dialogo con il governo, nella speranza che si uniscano al gruppo anche le altre associazioni per il momento rimaste alla finestra. Vicenda banche in crisi, riunione delle 12 associazioni a tutela dei risparmiatori finalmente unite. Dopo che la Lega ha presentato nelle scorse ore un emendamento alla legge di bilancio con cui si mantiene la possibilità di proporre azioni legali nei confronti delle autorità di vigilanza e delle banche, ora le associazioni propongono le loro correzioni da presentare al governo. Il prossimo passo sarà quello che verremo chiamati dal MEF e andremo su a Roma per definire queste modifiche. Oggi molto importante che 12 associazioni si sono trovate e hanno eletto il professor Bettiol come referente. Le associazioni inoltre hanno eletto il loro rappresentante nel dialogo con Roma, una voce unica che risponde al nome di Rodolfo Bettiol, docente padovano di diritto penale, che avrà il compito di portare al governo le richieste fatte dai risparmiatori. Abbiamo eletto come referente, perché il MEF voleva un referente, il professor Bettiol. Questo tavolo di regia sta praticamente facendo un lavoro con il governo per quanto riguarda il fondo di ristoro. Intanto sono partite le prime 40 pratiche di risarcimento, un 30% della somma complessiva persa nel crack che il governo ha promesso di considerare come un acconto in vista di un ulteriore stanziamento. Insomma, io parlo da parte coinvolta, sia io che la mia famiglia, e i pensieri e le difficoltà sono tantissime, e sicuramente la possibilità di confrontarsi con un governo in merito agli emendamenti non è da poco, quindi stiamo lavorando e stanno lavorando in modo importante. Ci sono ancora dei nodi che vanno sicuramente un attimo chiariti, però diciamo che il percorso intrapreso è un percorso positivo. Ed ora invece torniamo a parlare dello sfratto di Marghera che vi abbiamo raccontato ieri. Il caso potrebbe aprire una crisi di maggioranza in seno al Consiglio Comunale. Sentiamo perché. Del 57enne sfrattato di Marghera delle scorse ore potrebbe avere conseguenze gravi in seno alla maggioranza comunale veneziana. Pesante il botta e risposta a distanza tra il vice sindaco nonché assessore alle politiche per la residenza Luciana Colle e la consigliera leghista Silvana Tosi. Il divergere sulle competenze e sul rimpallo di attribuzioni in seno appunto all'assessorato delle politiche per la residenza, dove i dipendenti chiamati in causa si smarcano dando ogni responsabilità decisionale al dirigente. Io non devo rispondere a nessuno, nel senso che lei era presente, come davvero erano presenti persone dell'ufficio del comune preposto. È stato tentato fino all'ultimo momento con la proprietà sia di poter ammortizzare il debito, sia di fare una proposta di eventualmente posporre lo sfratto. La proprietà non ha accettato. Le spese anticipate dalla Tosi per trovare allo sfrattato un alloggio temporaneo verranno risarcite, dice la Colle. Oggi si sono trovati o si stanno trovando presso gli uffici delle politiche della residenza con questa persona che ha subito lo sfratto, perché stando proprio al nuovo regolamento sarà da sottoscrivere un patto perché questo possa avere l'economicità per tutta l'altra trafila che si prospetta, o di ricerca sul territorio di un immobile nel privato, oppure a breve noi usciremo con il bando ERP, poter partecipare al bando ERP. Ed ora siamo allo sport. Domenica al Tagliercio si disputa una partita molto attesa, quella tra Milano e l'Umana Reyer, l'analisi di coach De Raffaele. È da tutti segnalata come una partita importante, come una grande partita, e c'è euforia perché vuol dire aver lavorato bene in questi anni, perché comunque vuol dire che ci siamo guadagnati una credibilità
fatta di risultati e questo è motivo di, comunque ogni tanto si può anche dire, motivo di soddisfazione per chi lavora. L'Umana Reyer apre le porte del Palasport Liercio alla sfida contro l'Olimpia Milano, domenica alle 20:30. Una squadra che obiettivamente ha grandi qualità, che è forte. Da parte mia c'è anche un minimo di, non voglio dire curiosità, ma voglio anche vedere a che punto siamo rispetto a una squadra così importante e così forte, nonostante non ci presentiamo benissimo dal punto di vista fisico, ma non perché debba essere una scusa, ma proprio perché per testare la mia squadra sotto questo punto di vista. Le due squadre sono in vetta da imbattute e i ragazzi di coach De Raffaele cercheranno di ribaltare i pronostici contro i campioni d'Italia, che sono favoriti sia per qualità di organico che per i recenti risultati ottenuti in Eurolega. Cercheremo di fare una partita speciale, una partita consistente soprattutto dal punto di vista difensivo e più continua sotto questo punto di vista. Mi aspetto una partita clamorosamente fisica, perché il livello fisico si alza, si giocherà a un livello europeo, quindi sotto questo aspetto credo che abbiamo la struttura abbastanza adatta per farlo. Poi per il resto credo che sarà una bella partita e ripeto, c'è molta anche aspettativa nel godersela un po' questa partita. E con lo sport si chiude l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Grazie davvero per averci seguito, vi lascio alle previsioni del tempo. Ben ritrovati al meteo. Sarà una domenica all'insegna del bel tempo ma anche del freddo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto alta pressione dominante. Ecco che dunque sulla nostra regione sarà una bellissima giornata all'insegna di un tempo asciutto e stabile su tutti i settori. Ampio soleggiamento ovunque con il cielo che si presenterà sereno. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Massime piuttosto fresche, prese tra 6 e 9 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà una bella giornata all'insegna del bel tempo, infatti sarà soleggiato ovunque con cielo sereno al mattino, al massimo poco nuvoloso a partire dal pomeriggio, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Clima freddo con temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime oscillanti invece tra 7 e 8 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo su tutti i settori anche della nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo velato, specie sui settori alpini di confine. Non sono attese piogge. Temperature minime tra lo 0 e i 2 gradi. Le massime invece oscilleranno tra i 10 e gli 11 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.